riflessione, la quinta, che attesta forse per stanchezza anche un certo pessimismo, anche se poi non c'è essere fine per chiudere positivamente. La scuola oggi come ambiente di educazione alla cittadinanza, ma se dovessimo guardare il sistema di decreti e il dibattito che c'è stato da parte della maggioranza di questo Paese sul futuro della scuola non dovremmo essere troppo positivi. Se prendiamo atto del fatto che poi non sono capaci di portare avanti quello che decidono, allora possiamo dire che si può anche essere ottimisti. Ma perché? Per almeno due motivi. Primo è che mi sembra che la scuola, almeno nelle idee dell'attuale legislatore, stia rinunciando all'applicazione del dettato costituzionale che assegna alla scuola stessa il compito non di selezionare i migliori, non solo di selezionare i migliori, compito storico della scuola, bensì compito centrale di promuovere tutti, quindi non una scuola che prende dal di sopra, ma una scuola che dal di sotto spinge tutti. Mi sembra che questo sistema di decreti, grosso modo, più o meno consapevolmente, direi consapevolmente nel caso del Moratti, faccio fatica a dire consapevolmente nel caso della Gelmini, faccio in effetti questa scelta di dire, per motivi economici ma anche culturali, che si deve tornare a una scuola tipo classista sostanzialmente. E una scuola tipo classista educa a essere cittadini stratificati, quindi dà competenze stratificate, magari anche con il placet del paria, magari anche sicuramente il dunque proletariato sempre in qualche misura flirtato con il potere forte, cercando di avere qualche briciola, quindi questo è un rischio pesante, dicevo prima, cosa che mi fa pensare che ci siano difficoltà è che una scuola di nuovo classista, attenzione, non che abbia mai pensato di essere, ma almeno cerchiamo di non essere, una scuola di nuovo dichiaratamente classista è una scuola che fa fatica a porsi il tema dell'educazione alla cittadinanza, perché li deve selezionare, magari appunto facendoli scegliere, magari con un sistema di opzionalità e facoltatività che rispetta apparentemente i punti di partenza, ma proprio perché rispetta i punti di partenza diventa non educativa, perché la scuola è fatta per modificare a partire dai punti di partenza, certamente non imponendo un'unica traiettoria, ma la scuola è per persone che diventano, non persone che sono, se no non abbiamo scuola, quelli che devono andare all'agricoltura, si diceva un tempo. Il secondo motivo di diffidenza, di difficoltà nella scuola rispetto alla cittadinanza è maturato poi il primo, è il tentativo di un abbandono un po' della dimensione sociale che viene vista opposta rispetto alla dimensione, come si può dire, cognitiva, e questo in qualche misura buffo. Quando si ha paura, ad esempio, che la presenza del migrante in classe danneggi i livelli di apprendimento del figlio, non si capisce che la cosa più importante che gli può insegnare la scuola è quella, e le altre cose sulle quali il bambino rimane indietro, ahimè, si possono imparare anche in un'ora, se uno ha capito bene le cose. Non è vero, non sono affermazioni così attentate, guardate bene, ma evidentemente sono fatte anche da persone che hanno un basso livello di scolarizzazione. Abbiamo avuto una drammatica diminuzione di 20 punti in percentuale sul livello di scolarizzazione dei nostri parlamentari. Dobbiamo stare attenti anche a questo fatto, c'è proprio un problema cognitivo, cioè di comprensione delle cose. E io spero sempre che qualcuno mi denunci per poter dire alla televisione, questo è. Si parte, da qualsiasi parte, non vengono mai da me, mai. La seconda, ero detto questa seconda cosa, l'abbandono delle missioni sociali, che vediamo i suoi aspetti eclatanti con la mozione Cotta, che tra l'altro è illegittima, per esempio Costa ovviamente contro l'uguaglianza che va garantita a tutti i bambini, cioè vuol dire se il 31 dicembre non prendiamo più nelle classi un bambino migrante, non dobbiamo neanche prendere uno che viene dalla Sardegna o uno che viene dalla Val d'Aosta, se no stiamo puntuando decisamente, non hanno letto abbastanza questi signori, ma c'è però anche nell'educazione del genitore questo fatto che dobbiamo dare una scuola in cui tuo figlio sia più grande, più velocemente da solo di andare avanti, abbia competenze per come si può dire, accettare la sfida del mercato del lavoro, da solo. Dobbiamo dare una scuola in cui tuo figlio possa essere il primo, non insieme agli altri. Questa è un po' la seconda logica che vedo dentro questo sistema di provvedimenti, che è esattamente l'opposto della cosa con cui ho chiuso prima, per la Favaro citando Milano, cioè educare a non sortirne insieme, ma una scuola che è a rischio con questo sistema di provvedimenti a voler tornare a insegnare al singolo che ce la fa a sortirsene da solo. Ecco, su
questo voglio detto più negativamente, ma certamente è positivo il fatto che sia più sorte da parte della popolazione, forse con un livello di consapevolezza che è ancora tutto da costruire. Certamente se seguissimo i provvedimenti di realizzazione di cittadinanza in questa scuola non ci saranno, o almeno non ci saranno i tempi alti che ho sentito risuonare qua dentro. Invece speriamo che con giù ci possa essere. Grazie.